Benvenuti, ritorniamo in compagnia del dottor Iannotta, ordinario dell'Accademia Nazionale dell'Ulivo. Nella scorsa puntata abbiamo parlato dell'olio, della sua qualità e della sua componente salutistica. Questi fattori sono riferibili alla dieta mediterranea? Sì, certamente sì. Anzi, da lì nascono. La dieta mediterranea ha una sua storia. Accadde che durante la Seconda Guerra Mondiale un ricercatore medico americano, al seguito dell'esercito statunitense, si accorse che le popolazioni del Mediterraneo avevano una maggiore longevità rispetto a tutte le altre popolazioni. Allora è cominciato uno studio da parte di questa squadra, di questa equipe americana, per stabilire le cause per cui c'era, questa maggiore longevità nelle popolazioni mediterranee. E così si è scoperto che lo stile di vita e il tipo di alimentazione erano, fondamentali ai fini dell'ottenimento di questi risultati. I risultati poi proseguirono perché queste ricerche nacque un grande progetto europeo su questo, a cui parteciparono molte istituzioni di ricerca, tra cui anche il CNR in Italia, in cui praticamente si stabilì quali erano effettivamente questi alimenti che determinavano questa maggiore longevità e anche, non solo la longevità, ma anche il benessere dell'uomo, cioè lo stare bene. E così fu costruita questa piramide che noi abbiamo visto nella diapositiva, che è una piramide in cui vengono messi tutti gli alimenti sulla base del maggiore uso rispetto a quello che vengono usati in minor misura. Vedete che proprio nel bel centro, indicate dalle frecce, c'è l'olio di oliva, che è quindi il capisaldo, la cosa fondamentale nella dieta mediterranea. E molto probabilmente, almeno all'inizio, si scoprì che la prevenzione delle malattie cardiovascolari e quindi la minore incidenza delle morti per questa patologia in Italia e negli altri paesi mediterranei era dovuta all'uso dell'olio d'oliva, che conteneva quest'acido oleico. L'acido oleico è una sostanza che ripulisce le arterie dal colesterolo cattivo e quindi evita la formazione di trombi, di infarti, di tutto quello che praticamente è responsabile nella malattia cardiovascolare. Ma le ricerche della dieta mediterranea non si sono fermate agli aspetti nutrizionali dell'olio e quindi soltanto al fatto dell'acido oleico, ma sono proseguite nel corso degli anni, direi nel corso dei decenni, per cui praticamente poi alla fine si è visto che ci sono molte altre sostanze che influiscono su questo fatto. A questo riguardo io vorrei citare una piccola aneddoto storico. Cioè, durante questi studi si è visto che c'era una provincia francese, la provincia di Tolosa, che pur non essendo mediterranea e pur non facendo uso di oli vegetali fluidi come l'olio, ma usavano il burro, eccetera, c'era una minore influenza delle malattie cardiovascolari, quasi quanto quelle dei popoli mediterranei. E allora quell'equipe di ricerca a cui facevo riferimento, sempre guidati da Ansel Keys, questo ricercatore americano, stabilirono che in realtà c'era in quelle popolazioni un uso di consumo di vino rosso, il quale vino rosso contiene una sostanza fenolica che è costituita dal resveratrolo, che è molto simile all'idrossitirosolo dell'olio. Quindi, a supporto della intuizione che queste sostanze fenoliche effettivamente avevano un'importanza fondamentale nella prevenzione delle malattie e non solo quelle cardiovascolari, c'era anche altre sostanze contenute in altri prodotti, tra cui questo nel vino rosso. Ecco, da qui praticamente sono nate una serie di ricerche nel campo medico che hanno portato, alla
scoperta delle relazioni, dei rapporti fra queste sostanze e l'esplosione di alcune patologie, tra le quali molte anche di importanza notevole, per cui diciamo, c'è questa correlazione fra sostanze contenute nei cibi della dieta mediterranea e prevenzione delle malattie. Bene. I valori nutrizionali e salutistici di un olio di eccellenza come si traducono nella prevenzione delle malattie dell'uomo? Ecco, a questo proposito è interessante comunicare queste cose affinché l'opinione pubblica ne prenda atto, anche perché solo così poi alla fine se si trova ad affrontare sullo scaffale l'acquisto di una bottiglia che costa un po' in più rispetto a quelle che sono le più commerciali, alla fine capisce che c'è un ritorno dal punto di vista salutistico per questo aspetto qui. E questo è anche il segreto, a mio giudizio, attraverso cui i produttori italiani e calabresi devono puntare sul grande mercato internazionale, cioè facendo capire soprattutto alle popolazioni più abbienti, quelle che possono permettersi un maggiore esborso per l'acquisto degli agroalimentari, di andare ad acquistare un prodotto particolarmente pregiato. Allora, se partiamo dalla composizione acidica, abbiamo già detto che l'acido oleico è fondamentale. Per esempio, nell'olio IGP di Calabria l'acido oleico non può essere inferiore al 70%, deve essere superiore al 70%. Perché quest'acido polinsaturo che cosa fa? Pulisce le arterie dal colesterolo cattivo. E questo è il motivo per il quale all'olio d'oliva è attribuito il merito di essere un preventivo nella malattia cardiovascolare. È anche il motivo per il quale durante la Seconda Guerra Mondiale fu scoperta la dieta mediterranea, perché attraverso la maggiore longevità delle popolazioni mediterranee si è scoperto che, essendo a base di olio la dieta mediterranea, praticamente essendo a base di olio la dieta mediterranea permetteva questa maggiore longevità delle popolazioni. Poi sono quei due acidi a cui facevo riferimento precedentemente, che sono l'omega 3 e l'omega 6, che sono importantissimi ai fini di una nutrizione di alto livello e di grande equilibrio della sintesi lipidica, perché ricordiamo che l'olio è il più nobile degli oli vegetali, perché è l'unico che viene estratto dal frutto e non dai semi, come invece avviene negli altri casi degli oli vegetali. Ecco, poi dal punto di vista invece salutistico, io vorrei ricordare che molte di queste sostanze sono ormai, attraverso una ricerca continua da parte dei ricercatori medici che stanno portando avanti in correlazione con l'alimentazione a base di olio, e quindi si è visto che questi polifenoli sono delle sostanze antiossidanti, quindi capaci di ridurre l'ossidazione, di annullare i radicali liberi e in questo caso non solo avere un invecchiamento rallentato, quindi più lento rispetto a chi fa uso di sostanze diverse, ma anche rispetto ad altre malattie come per esempio la cancerogenesi. Questo evitare le perossidazioni poi alla fine si traduce nella prevenzione della cancerogenesi. Poi ci sono molte altre patologie che sono state correlate all'uso dell'olio d'oliva, quali per esempio tutte le malattie neurodegenerative, quindi parliamo dell'Alzheimer, parliamo del Parkinson, eccetera, che in soggetti ad alimentazione mediterranea e quindi in soggetti ad alimentazione con olio d'oliva sono meno incidenti rispetto alle popolazioni che usano altri grassi vegetali e non, come per esempio il burro o altro. Poi ci sono altre malattie che sono curate. Ultimamente è stata scoperta una nuova sostanza nell'olio che si chiama oleocantale. L'hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Perugia. Questo oleocantale è una molecola simile all'ibuprofene, che è un analgesico e antinfiammatorio comune. Infatti nelle medicine più, senza voler fare pubblicità, ma parliamo di
non so, per esempio il Moment, il Voltaren, eccetera, sono tutte a base di ibuprofene, cioè questa sostanza che nell'olio d'oliva è contenuta naturalmente. Infine, mi permetto anche di fare un'ultima considerazione su una ricerca che è stata fatta in Calabria, precisamente proprio a Cosenza, dove è stato notato che uno di questi polifenoli, precisamente l'idrossitirosolo, è stato utilizzato su epiteli infiammati di malati trapiantati di rene o comunque dialitici in dialisi. E in questo caso si è vista l'azione diretta di questo idrossitirosolo in vitro su questi tessuti infiammati. Ovviamente la ricerca prosegue, dal punto di vista clinico sarà fatta direttamente sui pazienti con un metodo statistico a random, e solo quando ci saranno i risultati definitivi potremo effettivamente dire qualcosa di definitivo, ma nel frattempo i risultati preliminari sono stati già pubblicati dal dottor Bonofiglio e la sua equipe su un'importante rivista scientifica. In Calabria abbiamo oli di qualità eccellente rispetto a questi valori espressi, e perché? Sì, in Calabria noi abbiamo, diciamo, dei prodotti oleicoli di grandissimo livello, di grandissima eccellenza. I motivi sono diversi, il primo dei quali è dovuto, diciamo, al nostro patrimonio genetico, perché noi abbiamo, diciamo, delle cultivar, delle varietà che sono peculiari, sono solo in Calabria e non sono in nessun'altra parte del mondo, ciascuna delle quali è capace, diciamo, di produrre una certa qualità di olio. Poi c'è l'ambiente, che è fondamentale anche quello ai fini della produzione di qualità. E quindi, diciamo, in Calabria ci sono delle condizioni pedoclimatiche uniche che praticamente non sono ripetibili in altre parti del mondo, e quindi anche per questo motivo si conferisce a questi oli una caratteristica precisa. Ecco perché quando noi parliamo di olio IGP, del regolamento disciplinare che ne regola, diciamo, la coltivazione e la produzione, facciamo sempre riferimento a questi fattori, quindi alle cultivar, che sono le cultivar prettamente calabresi, e a quelle, diciamo, ambientali, che sono dovute a all'ambiente di coltivazione. Ovviamente questa qualità eccellente non si esprime soltanto ai fini salutistici, ai fini nutrizionali, pur importanti che siano, ma si riferisce anche a un altro aspetto fondamentale per il mercato, che è quello sensoriale, organolettico, cioè il gusto. Perché poi deve essere un piacere consumare un prodotto alimentare, perché se non è un piacere allora è inutile. E da questo punto di vista, diciamo, noi anche qui abbiamo delle caratteristiche particolari e peculiari non ripetibili altrove. A questo riguardo vi mostrerei per esempio un profilo sensoriale di una cultivar molto interessante calabrese, che è la Tondina, dove praticamente vengono espressi, diciamo, queste espressioni del gusto dell'olio, quindi, diciamo, il carattere che si avverte ai nostri sensi, al palato, a cominciare dall'amaro e piccante, per continuare al fruttato e il floreale, e poi a tanti altri sentori particolari che ovviamente magari non tutti riescono a distinguere e a separare, ma che nel loro complesso danno il benessere nel momento stesso in cui si assaggiano. E questi sono sentori di pomodoro, sentori di carciofo, eccetera. Adesso in queste 8 cultivar, che sono quelle previste dal disciplinare dell'IGP, ogni olio ha caratteristiche diverse rispetto all'altro, ma tutte di qualità eccellente e tutte di qualità superiore. Grazie dottor Iannotta per le sue interessanti risposte. Noi vi salutiamo e arrivederci a una prossima puntata di Agricoltura. Cari amici, benvenuti a una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la nostra rubrica di approfondimento sui temi del mondo agricolo e del mondo agroalimentare, curata da Federterziaria Agricoltura.
Bene, oggi ci è venuto a trovare il dottor Domenico Patti, che è responsabile del centro Small Business di Credem, il Credito Emiliano, e abbiamo voluto favorire questo incontro proprio per approfondire un tema che è quello del credito, il credito rivolto all'agricoltura, che soprattutto in periodi come questi, in cui con la fuoriuscita dalla pandemia e con la necessità di trovare nuove opportunità per rilanciare quella che è la commercializzazione dei prodotti agricoli, il contributo del dottor Patti certamente potrà farci comprendere e soprattutto darci delle notizie per quanto riguardano quelle che sono le opportunità per i nostri produttori agricoli. E quindi chiedo innanzitutto al dottore Patti, da questo punto di vista Credem credo che da sempre sia nata come banca che è dedita al mondo dell'agricoltura, ma in particolare oggi come si è sviluppata il mondo del credito emiliano nei confronti del comparto agricolo? Grazie innanzitutto per l'invito al dottore Maiocchi e alla redazione di Teleuropa Network. Io sono Domenico Patti, responsabile Centro Small Business di Cosenza del Credito Emiliano. Credito Emiliano che nasce come banca agricola, tant'è che nella denominazione iniziale originaria del gruppo la banca si chiamava Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia, proprio a conferma della vocazione agricola che l'istituto ha sempre avuto sin dalle origini. Origini che sono emiliane ma che gradualmente hanno cominciato a coprire l'intero territorio nazionale e che oggi consta di 500 punti vendita tra filiali, centri imprese e centri small business appunto. Credito Emiliano ha sempre avuto una particolare attenzione al business e all'impresa agricola, vocazione ed interesse che non è cambiato e non si è ridotto nel corso di questi 100 anni di storia, ma che anzi è cresciuto, riconoscendo al settore agricolo da sempre una valenza fondamentale per il territorio, ma soprattutto una grandissima affidabilità. E nel mondo crediti l'affidabilità la fa sempre da padrona. Nel corso del tempo ovviamente si sono evolute le forme di agevolazione, di supporto all'impresa agricola e Credito Emiliano non è rimasto indietro, anzi in qualche modo ha anche anticipato un po' l'evoluzione del credito al settore agricolo e agroalimentare. Proprio sul settore agricolo credo che Credem abbia portato a casa da un po' di tempo anche un buon risultato per quanto riguarda quello che è il mondo agricolo calabrese, perché se non ricordo male è stata la prima banca ad aver stipulato la convenzione con la Regione Calabria per quanto riguarda l'accesso al cosiddetto FEI. Per i nostri telespettatori e soprattutto per gli agricoltori il FEI è il Fondo Europeo degli Investimenti, soprattutto anche nel comparto agricolo, che si muove parallelamente al PSR, con due differenze sostanziali, magari anticipo quello che potrà dire il dottor Domenico, ma giusto per semplificare. Mentre con il PSR è vero che noi abbiamo una parte di contributo che viene erogato dall'Unione Europea per il tramite della Regione Calabria o per il tramite delle varie regioni su cui insistono i vari PSR, nel caso del Fondo Europeo di Investimento questo contributo sostanzialmente va ad addecurtarsi su quello che è il tasso di interesse. Poi magari spiegherà meglio il meccanismo del dottor Patti, ma il dato fondamentale che differenzia il PSR dal FEI è da un lato la capacità d'accesso, ma dall'altro la velocità dell'accesso rispetto al PSR, perché l'istruttoria è molto più snella, è molto più semplice e da un certo punto di vista garantisce al meglio con la tutela anche e la guida delle banche o del personale che segue tecnicamente l'azienda nello sviluppo dei suoi investimenti, riesce a dare una grossa mano per quanto riguarda le tempistiche e la realizzazione di quelle che sono le idee progettuali dell'azienda per collocarsi sul mercato. E proprio il FEI, magari approfondiamo questo tema, che cos'è il FEI per un'azienda agricola, come può accedere al FEI? Assolutamente. Ad inizio del 2019 Credito Emiliano ha sottoscritto con il Fondo Europeo degli Investimenti un accordo quinquennale, la cui scadenza quindi è dicembre 2023, con cui l'Istituto di Credito si è impegnato a utilizzare
ad erogare finanziamenti per un plafond massimo di 233 milioni di euro, di cui 12 milioni dedicati alla Regione Calabria, a imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, IAP, e aziende agricole di piccole e medie dimensioni o operanti nel settore dell'agroalimentare, acquisendo all'atere delle linee di credito da concedere una garanzia comunitaria, la garanzia Agrifei Italy, fornita per il tramite della Banca Europea degli Investimenti. La garanzia Agrifei va a coprire il 50% della rischiosità della linea di credito concessa, linea di credito che avrà una formula amortizing, quindi con rimborso rateale, graduale, della durata da 24 a 144 mesi, quindi da 2 a 12 anni, con la possibilità anche di una fase di preammortamento, chiaramente una fase di avvio di messa a regime dell'investimento stesso. La garanzia Agrifei al 50% va a coprire in toto la rischiosità della banca, pertanto l'eventuale linea di credito dovrà eventualmente essere coperta dall'imprenditore o dall'impresa solo per la residuale parte del 50%. Cosa intendo dire? Eventuali fideiussioni personali o altre garanzie che possono essere ad esempio quella ipotecaria dovranno coprire solo e soltanto la rischiosità di metà della linea di credito, quindi riducendo di molto quello che è l'impegno e le garanzie che deve andare a prestare un imprenditore agricolo. Le finalità di queste linee di credito rateali sono quelle tipiche previste dai regolamenti comunitari e dai PSR ai punti 4.1 e 4.2, quindi migliorie quindi miglioramento fondiario dedicato anche alla trasformazione e a questo attrezzature e macchinari, esatto. Miglioramento anche degli immobili in cui viene svolta l'attività di impresa, esatto. Ristrutturazione, mentre invece non è ricompreso l'acquisto terreni, che deve essere necessariamente finanziato eventualmente tramite garanzia Ismea, sì. E, come diceva il dottore Magliocchi, non sono ammesse quelle spese già finanziate tramite PSR, esatto. Perché non si possono cumulare garanzie comunitarie su uno stesso investimento. Sì, assolutamente. Poi questo è una differenziazione che già all'interno del PSR avviene quando magari c'è un'azienda che già ha avuto finanziato una prima parte del miglioramento aziendale, vuole ripresentare una nuova domanda, non può sovrapporre i due investimenti. Ma a questo proposito, che tipo di aziende possono essere accompagnate a questo punto per il FEI? Quindi noi parliamo, correggimi se sbaglio, di aziende che comunque sono già costituite, quindi hanno già il discorso di partita IVA, sono già iscritte come imprenditori agricoli a titolo professionale. Allora, le aziende che eleggibili, definiamole così, sono gli imprenditori agricoli professionali, anche start-up. È chiaro che una start-up avrà bisogno probabilmente di una garanzia accessoria per il 50% dell'importo del finanziamento, quindi per dare un sostegno alla quota non garantita dal FEI, o aziende agricole di piccole e medie dimensioni, quindi entro le 500 unità lavorative, ma direi che in Calabria il più è ricompreso in questo ambito. Io volevo precisare, perché non l'avevo detto, le due grosse agevolazioni, i due grossi benefici della garanzia FEI. Una è quella del costo, a cui accennava già il dottore Magliocchi, e l'altra l'accessibilità. Accessibilità, la garanzia, l'importo della garanzia, i 233 milioni avuti dal FEI come garanzia da Credito Emiliano, sono gestiti in OM. Sostanzialmente Credito Emiliano valuta la presenza dei requisiti sia formali, iscrizione, IACP e quant'altro, sia sostanziali, spesa ammissibile, e sulla base di queste valutazioni può concedere la garanzia. Pertanto i tempi per l'ottenimento della garanzia si limitano a 15-20 giorni di tempo, valutiamo un business plan eventualmente da realizzare col supporto, con la consulenza di associazioni specifiche di categoria, mi viene in mente ad esempio Federterziario Agricoltura nella presentazione della domanda, e valutata la presenza di questi requisiti
rilascia la garanzia. Chiaramente sarà poi cura dell'istituto monitorare la destinazione delle somme, la corretta destinazione delle somme. E secondo aspetto, la garanzia FEI non ha un costo, anzi riduce l'onerosità del finanziamento. E perché la riduce? Perché in realtà la presenza di una garanzia comunitaria al 50% fa sì che l'accantonamento da parte dell'istituto di credito sia inferiore rispetto a una medesima operazione messa in piedi senza la garanzia FEI. Io vi dico già che questa sarà solo la prima di una serie di puntate che dedicheremo all'accesso al credito per le aziende agricole, e nel ringraziare il dottor Patti io vi auguro un buon proseguimento e un arrivederci alla prossima puntata. Grazie.